Ben ritrovati dalla redazione, altri 90 giorni di lavoro per i periti che stanno rielaborando alla luce delle nuove tecnologie i reperti della maxi inchiesta su una bomber. Li ha concessi a Gianpietro Lago, ex comandante dei RIS di Parma, ed Elena Pilli, l'esperta consulente in DNA mitocondriale, già impegnata nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Gambirasio, il GIP Luigi Dainotti, che presiderà la prossima udienza inizialmente prevista per il 14 ottobre e a questo punto destinata a essere ricalendarizzata. In Friuli Venezia Giulia riprende vigore la voglia di fare impresa nel secondo trimestre 2024, in linea con quanto accade nel resto d'Italia. Tra aprile e giugno il saldo tra aperture e chiusure di imprese di più 452, con 1262 nuove imprese iscritte nei registri della Camera di Commercio regionali, a fronte di 810 cessazioni. In generale il primo semestre 2024 registra un più 0,33% per il Friuli Venezia Giulia rispetto al primo semestre 2023, quanto emerge dall'analisi trimestrale Movi Imprese condotta da Unioncamere e Infocamere, rielaborata per il Friuli Venezia Giulia dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone Udine. Una grande carenza è nella programmazione del sistema sanitario in un quadro di equilibrio di bilancio ed integrale assorbimento degli obblighi di finanza pubblica non facile da trovare. In altre parole, il risultato di amministrazione estremamente positivo e il giudizio di parifica approvato dalla Corte dei Conti FVG, come sintetizzato dal procuratore regionale della Corte dei Conti Tiziana Spedicato al termine di una cerimonia. Crescere con i valori dello sport è un privilegio e parimenti una grande occasione per tutto il Friuli Venezia Giulia ospitare il campionato del mondo di softball. In questi giorni Castions di Strada e la nostra regione accolgono un evento di livello internazionale con l'eleganza e l'organizzazione che contraddistinguono da sempre il nostro territorio. In questo clima di apertura e di frizzante brio abbiamo ricevuto questo pomeriggio il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Bodi, che ringraziamo per la sua sensibilità, per le vicinanze e l'attenzione che ha riservato in occasione di questa competizione. Sono le parole del vicepresidente assessore allo sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che ha accolto il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Bodi a Castions di Strada, dove dal 15 luglio scorso si stanno svolgendo i campionati mondiali di softball per l'organizzazione della World Baseball Softball Confederation, con la collaborazione della Federazione Italiana Baseball Softball e il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibile qualche temporale in montagna, specie sui settori più interni verso il Cadore e il Comelico. Sulla costa e sulle zone orientali bolla moderata al mattino, in giornata venti a regime di brezza, probabilmente il nuovo boino in serata. Continua a fare caldo ma relativamente secco. Temperature minime in pianura fra 22 e 25, le massime fra 32 e 36 gradi, sulla costa minime fra 25 e 28, le massime fra 31 e 35 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo, ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.